giornata a tutti cari amici dalla redazione di Media News Europe. Oggi vi presentiamo il prossimo tour internazionale che partirà questo venerdì 29 marzo con destinazione Francia e Germania. La prima tappa del format denominato il Calcio on the Road, che vi porterà con un volo diretto dall'airport di Cagliari a Baden-Baden nella Foresta Nera. Da lì trasferimento in Francia nella città di confine Strasburgo, centro elegante francese che ospita, così come Bruxelles, il palazzo del Parlamento europeo. Andremo a scoprire il funzionamento quotidiano di una istituzione politica internazionale e multilingue. Le procedure, i luoghi di lavoro, le persone che assistono i deputati e il bilancio del Parlamento europeo. Esso agisce in qualità di colegislatore e condivide con il Consiglio il potere di adottare modifiche alle proposte legislative e di decidere sul bilancio dell'Unione Europea. Vigila inoltre sull'operato della Commissione e degli altri organi dell'Unione Europea e coopera con i parlamenti nazionali degli Stati membri, che apportano naturalmente il loro contributo. Il Parlamento ritiene che il proprio compito non sia soltanto quello di promuovere un processo decisionale democratico in Europa, ma anche di sostenere la lotta per la democrazia, la libertà di espressione e lo svolgimento di elezioni regolari in tutto il mondo. Recentemente il Parlamento ha acquisito nuovi poteri attraverso successive modifiche dei trattati europei che hanno conferito un peso sempre maggiore all'unico organo dell'Unione Europea direttamente eletto. Il comune edificio europeo sta attraversando, dobbiamo riconoscerlo tutti, una fase particolarmente critica. Il progetto europeo sembra avere perso la sua forza propulsiva. La complessa congiuntura storica davanti a noi, rappresentanti delle istituzioni, ci sfida nell'ambito dei rispettivi ruoli e delle diverse responsabilità ad affrontare temi di cruciale rilievo. Come già in passato altri che ci hanno preceduto in corrispondenza di altrettante fasi critiche, siamo chiamati a operare uno sforzo comune, alimentato da un grande senso di responsabilità. Abbiamo il compito di rilanciare il progetto europeo, facendogli riacquistare credibilità e coesione, in modo da accrescerne la sostenibilità, l'efficacia, la plausibilità. Le sfide del tempo presente sono nuove, complesse, richiedono visione e, se mi permettete, anche una qualche dose di creatività. È il momento di far seguire alle parole i fatti, avviando insieme un percorso per una nuova Europa, un'Europa del popolo, più solidale, più inclusiva, più equa, in definitiva più democratica, l'unica in cui i cittadini di oggi e di domani meritano di vivere. Grazie. Grazie signor Primo Presidente del Consiglio. Prima di dare la parola al Vicepresidente Katainen. Le esigenze di chi lavora al Parlamento europeo sono le stesse e per questo Bruxelles e Strasburgo hanno due sedi quasi identiche. Ogni europarlamentare ha a disposizione due aule, due uffici, due sale per le riunioni delle commissioni parlamentari e così via. Qualcuno lo ha definito un circo itinerante. Funziona così da 20 anni e a meno di sorprese continuerà a funzionare così. Naturalmente avere due sedi identiche che fanno più o meno le stesse cose ha un costo. Le stime dei soldi che l'Unione Europea risparmierebbe se usasse una sola delle due sedi variano da 103 a 114 milioni di euro all'anno. Difficilmente le cose cambieranno, dato che la doppia sede è prevista in un trattato ufficiale e per cambiarla ci vuole il parere unanime di tutti gli Stati. E la Francia non ha nessuna intenzione di rinunciare alla sua sede, che tra l'altro porta con sé un notevole indotto economico per bar, ristoranti ed alberghi. Ci siamo al termine di questo approfondimento, vi diamo appuntamento naturalmente a domani. Grazie a tutti per la cortese attenzione. Da Renato Toscano e dalla redazione di Media Web TV Europe, a tutti voi la più cordiale buona giornata.